Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Richiesta di rinvio a giudizio di un giovane di 23 anni accusato di vari reati. In una prima occasione si sarebbe introdotto nella casa dell'avvocato e avrebbe rubato 600 euro e un blocchetto di assegni. Successivamente sarebbe tornato a rubare altri 150 euro e prima di fuggire avrebbe anche molestato sessualmente la donna. La procura di Agrigento ha anche contestato al giovane i reati di maltrattamento ed estorsione ai danni della madre. Nella scorsa notte il vento caldo proveniente dallo scirocco ha causato numerosi incendi sia in città che nella provincia di Palermo. L'allerta incendi emessa dalla Protezione Civile regionale è rimasta valida anche per la giornata di oggi. Durante la notte, inoltre, si sono verificati degli incendi di rifiuti, soprattutto nel quartiere Zen 2 di Palermo, dove sono stati dati alle fiamme cassonetti e cumuli di spazzatura abbandonata per strada. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha intensificato il controllo del territorio per contrastare i reati contro il patrimonio dei cittadini. Quando l'uomo ha visto gli agenti ha cercato di fuggire, insospettendo i carabinieri che hanno prontamente fermato l'autocarro, oggetto di furto dopo soli 10 metri di marcia e raggiunto l'uomo a piedi. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini rumene, già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato. Bloccato dai militari dell'Arma intervenuti, è stato trovato in possesso delle chiavi di una BMW, ammettendo di essere l'autore del furto, non trascurando di fornire dettagli relativamente alla dinamica. Il 34enne inoltre ha precisato che nella mattinata aveva trovato l'auto posteggiata in un centro commerciale di Giarre. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.